È morto nella notte all'ospedale del Lido di Venezia Gianni De Michelis, aveva 78 anni, vice segretario del Partito Socialista di Craxi, fu 3 volte ministro e protagonista di primo piano della Prima Repubblica. Maxi operazione della Polizia Postale del Veneto, recuperato 1 milione di euro rubato ad aziende attraverso mail truffaldine, l'appello delle forze dell'ordine alle imprese, attenzione ai pagamenti bancari tramite mail. Voleva imporre la legge islamica alla madre e alle sorelle, stanche dei continui soprusi, le donne lo hanno denunciato, 21enne allontanato da casa, è accaduto a Castelfranco. Nuovo assalto al bancomat di Torri di Quartesolo, lo sportello era appena stato riparato dopo l'esplosione di febbraio, stanotte il nuovo colpo. 300 kg di pesce e molluschi privi della documentazione che ne accerta la provenienza sequestrati dai carabinieri di Chioggia, sanzioni per 9.000 euro. Un altro fine settimana all'insegna del maltempo in Veneto, allerta della protezione civile, da stasera previsti pioggia e vento forte fino a lunedì. Entra nel vivo la 92esima adunata degli Alpini a Milano e domani dalle 9 al via la lunga diretta dello sfilamento su Antenna 3. Buona giornata e ben ritrovati con l'edizione regionale dei TG di Antenna 3. Si è spento questa notte Gianni De Michelis, aveva 78 anni, veneziano, è stato per molti anni un esponente di spicco della politica italiana durante la Prima Repubblica. Sentiamo. Gianni De Michelis si è spento nella notte. Era nato a Venezia il 26 novembre del 1940. Era ammalato da tempo. Da lunedì la salma sarà esposta all'ospedale civile, dopodiché sarà cremato. Presumibilmente a metà settimana si celebreranno i funerali, che saranno probabilmente in forma privata nella sua città, Venezia. Gianni De Michelis è stato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e dell'ultimo quindicennio della Prima Repubblica, in una lunga carriera politica iniziata nel 1964 con l'elezione nel Consiglio Comunale di Venezia e la nomina ad assessore all'urbanistica. Nel 1969 è già componente della direzione socialista, ma la svolta decisiva avviene nel 1976, anno in cui De Michelis viene eletto deputato e appoggia Bettino Craxi nelle elezioni alla segreteria del partito. Negli anni seguenti diventerà un esponente di spicco della politica nazionale. Dal 1980 al 1992 è stato ministro delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e infine ministro degli affari esteri. La fine della carriera politica arriva col ciclone di Tangentopoli. De Michelis torna all'insegnamento universitario dal 1994 al 1999. Laureato in chimica a Padova, era professore associato all'Università di Ca' Foscari dal 1980. Ma il richiamo della politica rimane troppo forte. Nel 2009 è consulente del veneziano Renato Brunetta, allora ministro per la pubblica amministrazione nel governo Berlusconi, e nel 2011 aderisce ai riformisti italiani di Stefania Craxi. Una passione, quella per la politica, che l'ha accompagnato per tutta la vita. Come si può dire, dimostrano che si apre oggi, come si può dire, uno spazio di attenzione che renderà più facile la nostra azione, se ne avremo la capacità, se ne avremo la forza, se ne avremo il coraggio. Maxi operazione della Polizia Postale del Veneto, recuperato 1 milione di euro che sarebbe stato rubato ad aziende attraverso mail truffaldine, l'appello delle forze dell'ordine agli imprenditori, attenzione ai pagamenti bancari tramite mail. Sì, buongiorno. Dunque ammonta a circa 1 milione di euro l'importo complessivo che gli uomini del compartimento di polizia postale delle comunicazioni Veneto di Venezia sono riusciti a individuare e bloccare, togliendolo di fatto dalla disponibilità di gruppi criminali. Si tratta di una truffa che viene generalmente definito in inglese man in the middle, l'uomo nel mezzo. L'uomo nel mezzo sono per l'appunto questi gruppi che riescono a inserirsi nelle comunicazioni via mail, generalmente tra 2 aziende. A questo punto, con un indirizzo di posta elettronica creato apposta e apparentemente riconducibile a una delle 2 aziende, sia per i loghi che per i riferimenti, indicano alla controparte un IBAN diverso da quello che generalmente si usa per effettuare il pagamento della merce ordinata, in questo caso parlando di problemi di varia natura con il proprio istituto di credito. Bene, con questo metodo sono stati
stati truffati tantissime aziende, e non solo, perché tra coloro di cui sono stati recuperati i soldi, oltre ad aziende ci sono imprese artigiane, ma persino amministratori condominiali, oltre a svariati imprenditori. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Ci spostiamo ora nel Trevigiano. Voleva imporre la legge islamica alla madre e alle sorelle, stanche dei continui soprusi. Le donne lo hanno denunciato ai carabinieri ed il giudice ha deciso di allontanarlo da casa. Protagonista un 21enne, è accaduto appunto a Castelfranco. Sentiamo. 21enne di origini marocchine, l'uomo di casa, il giovane, viveva assieme alla madre e alle 2 sorelle, di cui una minorenne di 17 anni. Ad un tratto il ragazzo è diventato violento, voleva imporre a tutti i costi la legge islamica in famiglia. Aggrediva la ragazza più grande perché rimaneva fuori fino a tarda sera, segregava la piccola in casa. Vivevano all'occidentale, troppo per la sua visione radicale della fede, fino a quando le donne, esasperate, sono andate dai carabinieri e lo hanno denunciato per lesioni e ingiurie. Il 21enne è stato allontanato da casa con provvedimento del giudice, una situazione che fa pensare, spiega il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Fa pensare, sì, abbiamo fatto degli approfondimenti e il ragazzo sembra che dopo la partenza del padre abbia preso una piega non positiva, che è sfociata anche in quelle situazioni di tensione in famiglia, e la cosa positiva è che la famiglia abbia denunciato. Forse si è avvicinato a qualche integralista, amicizie cattive, dicono dalla famiglia. Sta di fatto che la situazione ogni giorno diventava sempre più difficile, sempre più violenta. È una situazione a rischio che è monitorata, 21 anni e il ragazzo ha preso delle pieghe non proprio positive, è sfociato in questo fatto e adesso le forze dell'ordine e gli inquirenti faranno gli approfondimenti del caso. Il 21enne, che continua a vivere a Castelfranco Veneto, non può avvicinarsi a madre e sorelle, intanto lunedì si attiverà anche il comune. Adesso vedremo lunedì con i servizi sociali di capire quali sono le azioni che possiamo mettere in pista in questi casi. Nuovo assalto al bancomat in provincia di Vicenza. Poco dopo le 4 sono entrati in azione i malviventi a Torri di Quartesolo, devastando lo sportello che era appena stato sistemato dopo un altro colpo. Sentiamo. Non c'è pace per questo bancomat di Torri di Quartesolo. A poco più di 2 mesi da un primo assalto, intorno alle 4:30 della notte, una banda è entrata nuovamente in azione. Prima ha sfondato le vetrate dell'istituto di credito, poi inserito miscela esplosiva nella cassa continua, facendola scoppiare. Era appena stata riparata questa struttura dopo il colpo dello scorso 25 febbraio, quando i malviventi erano fuggiti con un bottino di circa 50.000 euro. All'alba in via Roma, a Torre di Quartesolo, carabinieri, vigili del fuoco e artificieri intervenuti a causa della quantità di miscela presente nei locali della banca. Il bottino è ancora da quantificare. Ed ancora cronaca, andiamo a Chioggia perché 300 kg di pesce sono stati sequestrati dai carabinieri, che hanno anche elevato delle sanzioni per 9.000 euro. Ma su questa operazione ci aggiorna al telefono in diretta da Chioggia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Chioggia. Ci sono nuove irregolarità emerse negli ultimi giorni durante i controlli sulla pesca e la commercializzazione dei prodotti ittici della zona. Le verifiche dei carabinieri della motovedetta della compagnia locale hanno portato al sequestro di un totale di circa 300 kg di pesce e combinato multe per circa 9.000 euro. Tutti i commercianti irregolari trasportavano pesce senza la documentazione che ne attestasse la provenienza, e tra i verbali da 2.000 euro ciascuno sono stati staccati anche nei confronti di altrettanti pescatori chioggiotti che sono stati scoperti a trasportare 20 kg di fasolari, 200 kg di vongole veraci, 50 kg di fasolari rispettivamente per quanto riguarda i 3 pescatori. Un commerciante del Milanese invece
invece è stato multato per 1.500 euro per 15 kg di seppie. E sempre in questo periodo una sanzione ancora di 1.500 euro è andata al titolare di un bar di Chioggia perché nei frigoriferi del locale aveva 20 kg di generi alimentari, soprattutto salumi e formaggi, senza etichettatura per la tracciabilità della filiera, e anche tutti questi prodotti sono stati sequestrati. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Tragedia sfiorata in un'azienda agricola di Musestre di Roncade. Ieri sera il titolare, un 62enne, doveva spostare un vitellino da un recinto, un'operazione che aveva fatto tante altre volte senza alcun problema. Cosa sia accaduto ieri sera ancora non si sa. L'uomo è entrato all'interno del recinto ed è stato caricato e ferito da un toro. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Treviso che l'hanno appunto soccorso e trasportato all'ospedale Ca' Foncello. L'uomo ha riportato delle lesioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ed ora la cronaca giudiziaria, perché inizierà il prossimo 4 di luglio il processo a carico di Sergio Papa, accusato del duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Sentiamo. Sergio Papa sarà giudicato in assise il prossimo 4 luglio. Dietro a questa porta, delle aule al primo piano del Tribunale di Treviso, il giudice per l'udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la tesi del pubblico ministero Davide Romanelli sull'unico indiziato per il doppio delitto di Cison del 1 marzo dello scorso anno. Per l'accusa il 35enne quel giorno avrebbe commesso il duplice omicidio della 69enne Anna Maria e del 71enne marito Loris Nicolasi, trucidandoli nella loro casa della frazione di Rolle con una roncola. Loris è stato colpito più volte nel cortile di casa dopo una violenta lite, la moglie uccisa probabilmente mentre cercava di dare l'allarme. A Papa viene anche contestato il tentativo di distruggere il cadavere del 71enne, ritrovato cosparso probabilmente di carburante. Dentro la casa, in cui il 35enne si sarebbe introdotto per rubare, Papa avrebbe sottratto 2 passaporti. Poi si sarebbe impossessato anche delle chiavi dell'abitazione e quelle della macchina dell'anziano, che però non è mai stata usata dopo gli omicidi. Ecco la vicenda ripercorsa dalla pubblica accusa, mentre la difesa dell'avvocato Alessandra Nava ne ha contestato l'unica prova indiziaria, ovvero il DNA di Sergio Papa sotto le unghie della donna uccisa. Non vi è nulla che riconduca a lui tranne che appunto la traccia di DNA, sulla quale peraltro abbiamo motivo di ritenere che sia stata anche lì troppo superficialmente stata considerata, diciamo così, un elemento fondamentale. Avvocato che contesta come le indagini di fatto si siano svolte a senso unico. Ritengo che la vicenda si sia orientata poi immediatamente nei confronti dell'unica pista ritenuta possibile, ma che sostanzialmente era la più semplice, la più facile, quella che non ha necessitato ulteriori accertamenti, giacché il fascicolo del pubblico ministero è formato unicamente da atti che sono stati immediatamente orientati nei confronti del mio assistito. Nel pomeriggio la decisione del giudice, che ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, fissando la prima udienza del processo il 4 luglio prossimo per le accuse di doppio omicidio volontario aggravato, tentativo di distruzione di cadavere, furto e incendio, per le quali ora il 35enne Sergio Papa rischia una condanna a 2 ergastoli. A Venezia ora, dove continua la polemica per le spese di manutenzione del Mose, ancora botta e risposta con il ministro Toninelli. Il presidente della Regione Veneto ed il sindaco di Venezia hanno scritto una lettera a Roma. Sentiamo. Una bozza di emendamento sotto forma di osservazioni in merito alla questione della gestione dei costi del Mose dopo la discussione in Senato per la conversione in legge del decreto sblocca cantieri. È stata inviata congiuntamente dal governatore veneto Zaia e dal sindaco di Venezia Brugnaro al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nella lettera sono indicate in particolare alcune fondamentali modifiche. Le più rilevanti riguardano la struttura commissariale, che i 2 amministratori accolgono, prevedendo anche loro la nomina di un commissario straordinario e le modalità di gestione dei costi. Questi, secondo il testo del governatore e del sindaco, vengono indicati con oneri integralmente a carico del bilancio dello Stato.
Zaia e Brugnaro indicano anche che la struttura pubblica che opererà dovrà essere esclusivamente costituita dai Ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni e Attività Culturali, delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Si legge inoltre che pur nello spirito di massima e leale collaborazione, Regione e Comune, partendo dall'indiscutibile presupposto che trattasi di opera nazionale, introducono chiare disposizioni a tutela del proprio patrimonio e a definizione dei rapporti tra i soggetti che attualmente operano nella stessa materia. In mattinata ai nostri microfoni il presidente Zaia aveva evidenziato anche un altro importante aspetto. Ma guardi, si metta nei miei panni, quello di 5 milioni di veneti, che vedono un emendamento che dice la Regione deve mettere ogni anno 15 milioni di euro e per di più ci sarà una tassa per il Mose. E dall'altro dico, ma io non, scusa, siamo quelli dell'autonomia noi, cosa c'entra sta roba? Siamo agli antipodi, ci diano l'autonomia velocemente, poi parliamo anche di Mose. Ed ora torniamo a Treviso, inaugurazione per i primi appartamenti di residenza assistita all'interno dell'ex ospizio Umberto I di Piazza del Grano, appunto a Treviso. È il primo esempio di social housing. Sentiamo di cosa si tratta. Abbiamo ristrutturato un sito archeologico della città di Treviso che è veramente una cosa stupenda. Sorridono i nuovi residenti del condominio Umberto I a Treviso perché non sono affittuari qualsiasi ma il primo esempio del futuro sociale assistito per la terza età. Lo chiamano in inglese social housing, ma per chi fa questa scelta si traduce in tranquillità di vita. La casa grande, i miei figli preferivano che stassi tranquilla, che stassi in un posto così. Ma il condominio Umberto I è qualcosa di più perché guardando questi locali nuovi di zecca non va dimenticato che qui siamo nella struttura dello storico ex ospizio cittadino ed ancor prima di uno dei conventi della Treviso medievale. Chiara la difficoltà di trasformare per ridare vita ad una struttura vuota senza cancellare la storia. Sono 8 appartamenti stupendi, come ha visto, in questa posizione, ma è solo una delle tappe. La tappa più importante, il tappone di montagna, diciamo, ce l'abbiamo con il chiostro, dove ci saranno gli ultimi 22-23 appartamenti, a seconda degli spazi che andremo a durare, che completeranno i 43-44, dipende dagli spazi, che saranno fatti per l'intero co-housing, più i 32 che abbiamo già sul corso. Abbiamo 180 richieste su 40 appartamenti, di cui 19 già consegnati. Insomma, non solo un condominio, ma a Treviso sta prendendo forma il primo quartiere della terza età, al quale però manca ancora una piazzetta senza auto. Speriamo che la nuova amministrazione capisca che questi 50 metri con 30 macchine, con 6 o 7 plateatici in mezzo vanno tolte, insomma, cioè anche per permettere ai nostri anziani di comunicare tra loro e di infiltrare su questo sito meraviglioso senza avere le biciclette e le macchine che ti vengono addosso, insomma. Un progetto che avanza mentre va verso la scadenza il presidente Caldato, che non nasconde la speranza di un altro mandato per poter concludere il progetto. Devo dire una cosa, che ho trovato una grande squadra, un grande CDA, la regione che ci ha seguiti, devo dire che è stato un grande gioco di squadra perché da soli oggi non si fa nulla. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora del tempo perché con forti venti e piogge quello appena cominciato sarà un altro fine settimana all'insegna del maltempo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio e lo stato d'attenzione per vento forte sulle zone montane, pedemontane e costiere per tutto il fine settimana. Ma sentiamo quindi che cosa ci aspetta dal meteorologo Giancarlo Iannicelli.
L'anticiclone delle Azzorre latita sull'Atlantico, lascia campo libero, addirittura strade spianate e sistemi perturbati che scorrono regolarmente dall'Atlantico su di noi, quindi si preannuncia un fine settimana ancora all'insegna del tempo instabile, più tipico purtroppo, come spesso accade in quest'ultimo periodo, di marzo e non di quasi estate ormai. Quindi abbiamo un aumento della copertura, si avvicina al sistema perturbato, quindi in serata possibilità di qualche precipitazione sparsa. La situazione peggiora ulteriormente per domenica, con cielo generalmente coperto e precipitazioni anche a carattere temporalesca, addirittura nevose ma sulle cime più alte. Con questa situazione, è una situazione questa di stabilità che durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, quindi non ci sono buone notizie da questo punto di vista. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli con rinforzi durante le precipitazioni dai quadranti settentrionali, anche se normalmente tendono a provenire da ovest. Per quanto riguarda temperature ancora per domani minime 12-13 gradi, massime 20 gradi, per domenica un brusco calo, quindi minime rimangono più o meno le stesse, le massime scendono anche a 13, 14, 15 gradi e rimarranno al di sotto della media anche nella prossima settimana. L'Alto Adriatico tende al mosso, è tutto. In questi giorni all'Università di Padova è stato svelato il vincitore della 5ª finalista del premio Galileo, il riconoscimento più importante per la divulgazione scientifica. Sentiamo. Un libro dedicato agli immigrati morti nel Mediterraneo. Il medico legale Cristina Cattaneo ha vinto il prestigioso premio Galileo per la divulgazione scientifica con il suo volume Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. La giuria popolare, composta da 100 studenti universitari provenienti da tutta Italia, le ha attribuito 31 voti. La consegna del premio, che da 13 anni seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica, è avvenuta nell'aula magna dell'Università di Padova, proprio dove insegnò Galileo Galilei nel suo felice periodo nella città del Santo. I morti stessi sono importanti e deve essere riconosciuta la loro vita, quello che hanno rischiato. Le posso dire che vedere morti stratificati uno sull'altro, adolescenti, parla in maniera diversa che sentire il racconto da un vivo, perché ovviamente vedi l'esito del rischio peggiore che hanno corso. Cristina Cattaneo, che ha partecipato alle perizie sui principali cold case italiani, è coinvolta nell'identificazione dei migranti morti nei naufragi di Lampedusa dell'ottobre 2013 e dell'aprile 2015. È importante identificare i morti, penso che nel mio mestiere è una cosa naturale, così come lo facciamo per le nostre vittime di disastri aerei, è fondamentale ed è scandaloso che non si faccia per gli altri. Non ci sono i fondi, l'Europa non stanzia fondi per questi morti che sono europei. La 5ª finalista era composta anche da Roberto De Fez, con Scoperta, come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia, Pietro Greco con Fisica per la pace, tra scienza e impegno civile, Sandra Savaglio con Tutto l'universo per chi ha poco spazio-tempo e Peter Wadhams con Addio ai ghiacci, rapporto sull'Artico, molto seguito dai giovani. A loro il professore ha rivolto l'appello per salvare la Terra dai cambiamenti climatici. I giovani devono impegnarsi dove noi abbiamo fallito, politici e scienziati non hanno fatto abbastanza, quindi i giovani devono concentrarsi sull'urgenza di intervenire per frenare i cambiamenti climatici. Ed ora la pagina dedicata alla 92esima adunata nazionale degli alpini, che è entrata nel vivo in queste ore a Milano. Vediamo nel servizio lo sfilamento della bandiera di guerra. Quest'anno è toccato alla bandiera appartenente al 5° Reggimento Alpini. La bandiera di guerra del 5° Reggimento Alpini, scortata dal comandante Ruggero Cucchini, ha sfilato da Piazza del Carmine a Piazza della Scala, dove il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto, e il presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, hanno passato in rassegna lo schieramento. Il 5° Alpini è legato a Milano perché vi nacque il 1° novembre 1882. Vedeva la sua sede alla caserma Mainoni, che sorgeva tra le vie Pagano e Monti. Il primo comandante fu il
colonnello Carlo Goggia. La bandiera, quindi seguita da un picchetto armato dalla fanfara della Iulia e dal labaro dell'Ana, ha percorso 1,5 chilometri. Da Piazza del Carmine ha raggiunto Piazza della Scala, gremita di vessilli, gagliardetti delle sezioni e dei gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini. Tra le penne nere era presente il reduce di Russia, Eugenio Rossi, classe 1923. Nel suo intervento anche il sindaco Giuseppe Sala ha ringraziato gli alpini, portatori di valori di devozione, altruismo, generosità, sentimenti che non sembrano essere attuali, ma che sono fondamentali per la nostra comunità, ha detto. Ha lodato il lavoro dei volontari della Protezione Civile ANA a Rogoredo e al Parco Lambro. È questo lo spirito che dovrebbe animare tutti i cittadini del presente e del futuro. E ha chiuso: se rinasco voglio fare la naia negli alpini. La bandiera del Quinto Alpini ha lasciato quindi lo schieramento e ha raggiunto Palazzo Marino, dove sarà custodita durante tutta la donata. Ed anche quest'anno Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante della 3 giorni di festa, lo sfilamento delle penne nere. Ecco quindi che domani, domenica, dalle 9, l'appuntamento è da non perdere sulla nostra emittente per tutta la giornata. Infatti seguiremo appunto lo sfilamento delle penne nere a Milano. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci e buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Il nostro territorio nella giornata di sabato 11 maggio verrà attraversato da una nuova perturbazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà instabile con piogge locali temporali via via più diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 16 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi precipitazioni piuttosto diffuse su tutto il territorio regionale, localmente anche forti. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. E il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge e temporali un po' dappertutto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.